una canzone dei Culture Club, Miss Me Blind, come dicono loro stessi, che risale a qualche anno fa, giusto per essere precisi al 1984. Ma abbiamo subito un ascoltatore, un'ascoltatrice in linea che probabilmente vorrà parlare anche lei di che cosa si aspetta tra 20 anni o magari come si vede tra 20 anni. Pronto, buongiorno, chi abbiamo in linea? Intanto anche lei lo dice a sua sorella. Sì, scusi. Anche lei, cioè, non ti stiamo, ne vogliamo parlare. Cioè, io mi chiamo Arcibaldo e senza offesa per nessuno sono un lui e quindi insomma cerchiamo, non sono Nunzia, ecco, se lei si aspettava Nunzia. Arcibaldo, ma la smetta di essere sempre così aggressivo nei confronti della signora Nunzia, che è così simpatica, ma perché deve essere così? Guardi, veramente simpatica, una zaurda che non zaurda, ma no, una trasmissione così carina, così bella, dico, a parte questa ascoltatrice che peraltro ogni tanto telefona, almeno ascoltasse in silenzio, dico, così per ritegno, lasciamo perdere. È molto simpatica, anzi guardi, le dico la verità, io sono un po' dispiaciuto e anche così un po' in pensiero, perché da qualche tempo che non la sento, devo essere sincero, e quindi mi preoccupa questa cosa. Speriamo che se ne sia andata in un altro pianeta. Guardi. Senta Arcibaldo, ascolti, lei già mi sta un po' antipatico, insomma, figuri lei quanto a me. Comunque, in ogni caso io la sto chiamando alla mia nuova residenza. Davvero? La casa, sì, a Cannizzaro. Stiamo preparando con qui con gli amici. Sì. I nostri amici anche Zampaglione. Sì, certo. Vi siete trasferiti lì. Bene, sai che Zampaglione non fuma, no? Infatti lo chiamiamo Zampaglione perché lui, insomma, gli manca la narice destra. Sì, ma come mai? Non lo so, è nato così. È nato così, infatti lui tira mancino. Sì, ho capito. Da cui Zampaglione. Ho capito. Stiamo preparando l'albero. Sì. Sì, un pino da paura, mi creda. Non avevo dubbio. Da paura. L'abete non andava bene, Che bene, no, assolutamente. Questo è un pino da paura meraviglioso. Sì. Che poi ovviamente accenderemo giorno 8. Giorno 8 dicembre lo accendiamo e dura fino al giorno 6 gennaio. Ma davvero? Cioè, incredibile sto film. Senza intermittenza, continuo. Noi lo accendiamo continuo. Ho capito. Bene, ma quanto è grande? Cioè, non oso immaginare quanto sia grande. Non si può descrivere, mi credo, già a pensarci mi emoziona. Una cosa veramente. Le vengono già i brividi, immagino. Una cosa incredibile, una cosa bestiale. Volevamo anche fare il presepe, onestamente. Sì. Per fare l'erba del prato non ci siamo messi d'accordo, diciamo, col tipo. No, ma poi sa qual è il discorso? Immagino che l'erba del presepe insomma durava sì e no 2 giorni, cioè già al 10 dicembre il tipo voleva cifre stratosferiche per procurarci l'erba per il presepe. Ha detto: ma sei pazzo, cioè voglio dire, non ci sono sti prezzi, non ci sono completamente, non è periodo. Tra l'altro volevamo mettere i 3 re maggi che portavano tutt'altro di quello che di solito portano. E ci siamo dovuti arrendere all'evidenza dei fatti e quindi insomma non lo stiamo facendo. Però avete rinunciato al presepe? Facciamo questo pino che è immenso, guardi, lo facciamo veramente con piacere, però le volevo chiedere, mentre noi facciamo questo pino, ascoltare anche qualche canzone che sia un po' più adeguata, diciamo, ai nostri gusti, che ne so, Fumo negli occhi. Non ce l'ho fumo negli occhi. Di casa mia. Non ce l'ho nemmeno, mi dispiace. No, niente di tutto questo. La mia storia tra le dita. La mia storia tra le dita. Nemmeno. No. Una canzone dello zio Pino Daniele? No, nemmeno. Pino Daniele, zio di chi? Scusi, Pino e basta. Detto zio Pino. No, Pino e basta. Universalmente riconosciuto come zio Pino. Sì, è inutile che lei dice no. Senta, Cannonball dei Super 30. Niente. Io non capisco lei che cosa si trovi da ridere in tutto ciò. No, sto ridendo, sto pensando a una barzelletta che mi ha raccontato poc'anzi il mio amico Castiglia, ma niente di onestamente sulle barzellette vorrei soprassedere, che sono cose più adeguate a un pubblico come Nunzia. No, ma non è vero. Io preferisco la musica dello zio Bob, dello zio Pino, esatto, cose molto più belle. Però Pino e Bob, cioè Pino soltanto, senza zio. Non è zio Pino? No, Pino e basta. Pino e basta.
In ogni caso io sono qui a Cannizzaro, se vuole venirci a trovare magari ci vuole dare una mano, perché questo pino è immenso. No, guardi, io la ringrazio, ma metto gli alberi artificiali a casa. Sicuro? Sì, sicurissimo, guardi, la ringrazio comunque dell'invito. Va bene, in ogni caso ci stiamo appendendo tutti i filtrini, sta venendo un amore, mi credo, sta venendo un amore, appena lo accendiamo io penso che crolla il condominio, c'è anche la vecchietta del quarto piano, secondo me scende coi capelli in rasta. Davvero? O scende coi capelli in rasta o ci tira una rasta, cioè a questo punto non sappiamo come finisce. Io credo che per dove abita lei la vicina di casa scende con il rasta, guarda. È sicuro? Sì, guardi, sono convinto. Va bene, volevo salutare il nostro sponsor. Sì, chi è? Rizla, che è il nostro sponsor ufficiale, che ci fornisce ovviamente tutti gli incarti per quanto riguarda i nostri pini. Esatto, per i regalini voi giustamente incartate. La saluto, e se lei ci vuole, che ne so, ci vuole deliziare con qualche canzone del nostro genere, la ringrazio. Vado perché c'ho i cannelloni. Grazie, la saluto, buona giornata. Su Radio Studio Centrale alla Catalla, forza, Liscia RS